Dopo Lombardia e Veneto, anche i consigli regionali di Friuli, di Umbria hanno approvato i 6 quesiti per il referendum sulla giustizia giusta e altri consigli regionali si stanno avvicinando all'Aula con questi temi. Vuol dire che oltre alla raccolta firme popolare che sta avendo un grande riscontro sui territori, sulle piazze, nei comuni, anche le istituzioni intendono spingere per una riforma della giustizia in Italia. Serve avere una giustizia efficace, efficiente, serve avere una giustizia che sia almeno paragonabile a quelle degli altri paesi europei, paesi occidentali, paesi con i quali noi competiamo, dove dobbiamo in qualche maniera confrontarci il mondo delle imprese, il mondo dei cittadini, l'associazionismo, e che invece vede l'Italia purtroppo agli ultimi posti della classifica internazionale sull'efficacia e l'efficienza della giustizia. Quindi le regioni stanno spingendo tantissimo per arrivare ai referendum, per far decidere ai cittadini di avere una giustizia giusta anche in Italia.